Terza corsa è la Gentleman della serata per cavalli di 4 anni, 2 ritiri, il 2 lotto, sono in 9 al via, 1 Buongiorno Dipa, Giuseppe Leanza, 3 Brexit Baba, Roberto Michelotto, 4 Baltic Mabel FM, Ciro Ciccarelli, 5 Brenda Cup, Carlo Ballotta, 6 Bumpit of West, Filippo Monti. Seconda fila 7 Belle Poc, Jessica Pompa, 9 Beatrice Chris, Mario Iaccarino, 10 Bellissima Gar, Federico Bongiovanni, 11 Banderas Ferm, Matteo Zaccherini. Vediamo partire piano Brenda Cup. Stacco della macchina, veloci, Brexit Baba, poi c'è l'errore di Baltic Mabel FM con Bumpit of West che è partito forte e riesce a sfondare. In terza posizione Buongiorno Dipa a precedere Belle Poc, intanto 14,7 i primi 200 metri da parte del figlio di Leben RL, che ha approfittato del ritiro col numero 2 per riuscire a partire forte e prendere il comando. Seconda posizione per Brexit Baba su Buongiorno Dipa, intanto 400 in 34, ha un po' rallentato il ritmo Filippo Monti. Vediamo intanto avanzare al largo, ci sembra Banderas Ferm con Matteo Zaccherini. Intanto arriviamo ai 600 in 46,5 e ancora in terza ruota Banderas Ferm ora riesce a passare ed affiancare Brexit Baba per porsi direttamente sul battistrada. All'esterno si è fatto scavalcare Beatrice Chris, mentre lascia la coda anche Bellissima Gar, 15 qui davanti alle tribune, viene fuori primo giro in 1,5 con Bumpit of West ancora in vantaggio, con all'esterno Banderas Ferm. Lungo la corda Brexit Baba, precedere Buongiorno Dipa. Chilometro in 1,16,6, siamo sulla retta di là, sembra averne abbastanza Banderas Ferm, allunga Bumpit of West, seguito sempre da Brexit Baba. È il treno interno quello che ha la meglio, con Buongiorno Dipa e Belle Poc che avanzano, retta di là passata in 14,8, siamo sull'ultima curva con Bumpit of West che prende buon vantaggio su Brexit Baba, ora attaccato da Buongiorno Dipa. Siamo sull'ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo Bumpit of West che prende netto vantaggio, lotta per le piazze con Buongiorno Dipa, ma Bumpit of West ha corsa vinta, si stacca il numero ma non è un problema. Buongiorno Dipa è secondo davanti a Bellissima Gar che batte Belle Poc, quindi vittoria per Filippo Monti. Bumpit of West, i colori di Franco Tonelli, il training di Susi Maccagnani e con la collaborazione di Sabina Breccia, che vengono a vincere nettamente in percorso di testa dopo un periodo un po' opaco. Ritorna alla vittoria Bumpit of West, lo rivediamo senza il numero, ma è il numero 6 di Bumpit of West. Intanto vediamo la lotta per le piazze, il secondo per Buongiorno Dipa, il terzo per Bellissima Gar.